Quando le cose vanno bene, ovvero quando tutto va per il meglio, quando si procede con regolarità, insomma quando non succedono guai, a Napoli si dice che la nave cammina e la fava si coscia. Giustamente, la nave cammina e la fava si coscia. Ma perché questo stato di benessere, di tranquillità, è collegata a una nave e a una fava? Per comprenderlo, dobbiamo ricordarci di un periodo triste per l'Italia, per l'Europa e per Napoli. Il periodo delle grandi emigrazioni. Migliaia di famiglie in cerca di fortuna viaggiarono verso paesi lontanissimi: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. I viaggi duravano mesi e mesi. Per giorni interi si vedeva solo mare e qualche pesce che zumbava in dall'acqua. Ma tutte queste persone che stavano sulla nave, in un modo o nell'altro, dovevano mangiare. E la cosa più economica e più nutriente erano i legumi. Ma i legumi freschi avevano un piccolo difetto: si dovevano cucinare velocemente, altrimenti non erano più buoni, marcivano. L'unico legume fresco che riusciva a mantenersi per molto tempo, qual era? La fava. Ma i tempi di cottura della fava erano lunghi, ma assai lunghi, e quindi per cucinarla ci voleva assai fuoco. Come si faceva? Ed ecco che entra in gioco il genio napoletano. Sulle navi che partivano da Santa Lucia, il porto di Napoli, si escogitò uno stratagemma. Le fave venivano cucinate con lo stesso fuoco con cui si alimentavano i motori delle navi. Quindi, sia nave camminava, la fava si cuceva, ovvero si viaggiava e si mangiava, e quindi tutto andava bene. Quindi se anche voi volete che arrivi o permanga un lungo periodo di tranquillità, iscrivetevi al mio canale, altrimenti a non cammino, s'affonda. Ciao.